Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Tra natura e temi sociali, il 1° maggio ha visto Badia Polesine animata da 3 manifestazioni che hanno colorato il centro storico. Oltre alla tradizionale premiazione dei benemeriti del lavoro, infatti, Piazza Vittorio Emanuele ha ospitato la prima edizione di Il piccolo giardino Badia in fiore, mentre il parco Bruno Munari si è riempito di cavalli e bambini per tutti in sella. Tra i cittadini badiesi over 70 che si sono distinti in campo lavorativo e sociale, la Proloco di Badia ha scelto di premiare quest'anno Elena Chieregato, che per anni ha gestito giorno e notte il Pullman Bar, a fianco alla discoteca Manfredini, e James Agnolini, che ha dedicato la sua vita alla gestione di un negozio di alimentari, che poi è diventato il primo supermercato a Badia Polesine, ed ora che è in pensione cura l'orto della Caritas locale. In una società come quella moderna, in cui tutto è dovuto, ma che contemporaneamente pone i giovani di fronte a tante difficoltà lavorative, ha detto la presidente della Proloco Nicoletta Avanzo, i racconti di vita di queste persone possono essere per i ragazzi un ottimo esempio di come le avversità si superino solo affrontandole con coraggio e determinazione. Mentre nella sala consiliare il sindaco e la presidente della Proloco premiavano Elena Chieregato e James Agnolini, fuori dal municipio la piazza si riempiva di gente di colori per la manifestazione Il piccolo giardino, organizzata dal comune di Badia Polesine in collaborazione con l'associazione Operatori Economici Badiesi e la Coldiretti di Rovigo. Ma anche i bambini hanno avuto di che divertirsi. Il parco dell'Abbazia si è trasformato in un accampamento delle giacche verdi per tutti in sella. La giornata organizzata dal comitato Vivi la tua città, dalla Proloco e dall'Angiv, Associazione Nazionale Giacche Verdi. Nel pomeriggio i bambini hanno potuto partecipare al battesimo della sella per il loro primo giro a cavallo. Le manifestazioni, pur così diverse una dall'altra, hanno incontrato il favore di badiesi, che per un giorno hanno potuto godere del centro della loro città in modo diverso. La speranza, manifestata da molti, è che domeniche così animate si ripetano più spesso.